Ma se oggi i funghi porcini costano troppo, che faccio? Riso Carnaroli, vino bianco, scarti di fungo champignon, carota, sedera e cipolla, burro, parmigiano, marsala, i funghi champignon puliti, polvere di porcini e un'emulsione di acqua, mandorla e nocciole tostate. Questa è la mia interpretazione di un risotto ai funghi, cercando di fare una cucina abbastanza circolare per evitare di buttare ingredienti e soprattutto per fare un effetto wow. Partiamo da un brodo. Carote, sedano e cipolla. Sì, ma vi ricordate gli scarti dei funghi? Sono tutti qui. Aggiungiamo il liquido, portiamo al bollore. Il brodo ha fatto 45 minuti, un'ora di cottura, lentissimo. Prendiamo e filtriamo tutto. Cominciamo la cottura del risotto. Come al solito tostatura a secco. Riso suona, bagniamo con vino bianco. Gli deve dare acidità e bianchezza al chicco. Brodo, base fungo, ci rivediamo fra 12 minuti. In questo caso il riso lo abbiamo asciugato un poco perché ci andranno un po' di liquidi in più. Mettiamo il burro, si abbassa la temperatura e aggiungiamo il parmigiano. Adesso, prima di lasciare riposare, mettiamo un paio di cucchiai di marsala a crudo, un pizzichino di sale, impiattiamo. Che scenda piano piano l'emulsione di mandorle e nocciole. Perfetto. Adesso i nostri champignon a crudo. Questo odore silvestre lo addizioniamo a quello dei porcini secchi, qualche fogliolina di timo, funghi, marsala, champignon e fate i bravi.